Presidente Sartori, le imprese rischiano di pagare, di sostenere la quota maggiore di queste imposte locali. Direi di sì, già è nei fatti perché abbiamo calcolato che dal 2010 al 2015 la tassazione sulle imprese dal punto di vista locale sono aumentate al 100%, praticamente è una patrimoniale che si paga sull'IMU. I minori trasferimenti che vengono dati dallo Stato vengono coperti da questa voce e da un'altra voce che sono i minori investimenti del comune nel territorio. Si abbassa per le famiglie, giustamente dite Ma voi, questo però non c'è una equivalente riduzione per le imprese. esattamente questo, anche i nostri titolari imprese hanno le famiglie, però non si distingue tra questo tipo di patrimoniale su un immobile funzionale al lavoro. Se io non produco reddito, perché devo pagare una tassa che non ho nessun riscontro sull'attività? Almeno che ci lasciano levare dal punto di vista dei redditi, e invece del 20% come oggi, il 100% di questa tassa. Neanche questo avviene oggi. E questa è proprio una delle richieste che voi avanzate ai parlamentari trevigiani impegnati nella discussione della legge di stabilità. Sì, è chiaro che a livello nazionale noi appoggiamo queste nostre richieste, una mitigazione sull'IMU e molti altri passaggi. Certi passaggi, diciamo la verità, per la prima volta siamo favorevoli perché tipo, faccio un esempio, la deduzione dell'IVA in caso che veniamo coinvolti come creditori su un fallimento, questo è un fatto epocale che domandiamo da anni e solo adesso siamo riusciti a avere. Perciò ci sono diversi fattori che ci danno una premialità e siamo favorevoli su questi passaggi, però quello dell'IMU è una tassa, una patrimoniale da tutti i punti di vista.